Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sul massiccio del Grappa, per la precisione a Campo Solagna. Faremo un classico da queste parti, e cioè i Colli Alti. All'andata per il sentiero 940 il sentiero Antonio Bizzotto e il ritorno per la strada delle Penise. E vi ricordo che adesso siamo anche attrezzati con la traccia GPX che potete scaricare sia dal blog sia dalla descrizione del video. Eccoci arrivati al Col Fenilon, il colle più alto dei Colli Alti e anche il punto più alto del nostro itinerario di oggi. Adesso continuiamo sempre per il sentiero Bizzotto 940 in direzione Finestron.
Stiamo finalmente uscendo dal bosco. Qui cambia completamente il versante, il panorama e anche il tipo di percorso. Siamo arrivati in località Finestron, al termine del sentiero 940 dedicato ad Antonio Bizzotto. Adesso, per tornare indietro, dobbiamo fare un percorso alternativo fino alla base del Col Fenilon e da lì prenderemo il sentiero che porta a Col Moschin e da lì finalmente imboccheremo la panoramicissima Strada delle Penise. Arrivati a questo punto non bisogna proseguire sulla destra, ma bisogna entrare qui dentro. Qui c'è il segno, non è immediatamente visibile e sulla destra c'è il cartello. Questo è il passaggio pedonale per arrivare al Col Moschin. Siamo finalmente arrivati in cima al Col Moschin, il punto storicamente più importante di tutta l'escursione di oggi. Adesso proseguiamo ancora per il 936 da quella parte per raggiungere la Strada delle Penise. Adesso stiamo percorrendo la Strada delle Penise. Penise in dialetto significa pendici, infatti qui siamo sulle pendici a picco proprio sulla Val Brenta che divide il massiccio del Grappa dall'altopiano dei 7 comuni. Ecco, arrivati a questo punto della Strada delle Penise, qui a sinistra sbuca il sentiero 938 che avremmo anche potuto prendere tagliando via un bel pezzo di strada,
Basta scendere un po' prima del rifugio Alpe Madre per arrivare qui, e volendo qui si scende giù anche a San Nazario, ma non ci interessa. Noi proseguiamo sulla strada delle Penise. Ecco, siamo quasi alla fine della strada delle Penise. Il cartello indica 20 minuti a Camposolagna, da dove siamo partiti e dove chiuderemo l'anello iniziato questa mattina. Il percorso è stato piuttosto semplice, quasi tutto su strade bianche o asfaltate. Molto lungo, però di nessuna difficoltà. Ed è una specie di percorso a forma di 8. Inoltre vi ricordiamo che da adesso abbiamo anche la traccia GPX, la potete scaricare o sul blog oppure in descrizione al video. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'escursione, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus!